Latte e buoi dei paesi tuoi, verrebbe da dire. Da oggi infatti entra in vigore l'obbligatorietà delle indicazioni in etichetta del paese di mungitura del latte, una specifica che va indicata anche in tutti i prodotti caseari. Per intenderci, quando compreremo una confezione di latte dovremo trovare indicato il luogo di mungitura o di trasformazione per i prodotti. Una vittoria importante per i nostri allevatori, visto che il Veneto e la provincia di Padova giocano un ruolo decisivo in questo settore. Da anni infatti ci si batte per l'etichettatura che salva le stalle e le tante realtà che caratterizzano la nostra provincia e la sua economia. Oggi è un giorno importante non solo per i produttori di latte ma anche per i consumatori, perché finalmente il latte e i derivati del latte vengono tracciati e quindi i consumatori, sia per quanto riguarda il latte, lo yogurt, i latticini e i formaggi, potranno, prima di acquistare il prodotto, verificare se si tratta di prodotto latte in Italia o in altro paese della Comunità Economica Europea e soprattutto vedere se è stato lavorato in Italia o in qualche altro paese. Basti pensare che il Veneto produce 1.100.000 tonnellate di latte e di questi il 20% viene prodotto solo nella provincia di Padova, soprattutto nella zona dell'Alta, un settore che vale quasi 90 milioni di euro. Ora va adeguato il guadagno degli allevatori per poter sviluppare investimenti nel settore. Oggi all'agricoltore e all'allevatore il prezzo è pagato a 38,42 centesimi il litro, che è una cifra che copre a malapena i costi di produzione. Noi abbiamo la necessità di alzare il prezzo perché le aziende possano restare nel mercato e fare investimenti. Credo che questa possa essere una delle vie per cui la valorizzazione del prodotto nostro, quindi veneto ed italiano in generale.